Da quell'urlo che ha segnato la storia dell'espressionismo, in che modo Munch ha influenzato l'arte del secolo successivo? È quello che si domanda e cerca di mettere in luce l'esposizione Munch e la rivoluzione espressionista, allestita fino al 1° marzo al Centro Culturale Candiani, a cura di Elisabetta Barisoni. E Munch insieme al contesto, il contesto da cui lui arriva, gli artisti che frequenta, i luoghi in cui si aggiorna sull'arte e poi tutti gli artisti e le secessioni, i movimenti di ribellione anche artistica che lo influenza. È lo spirito espressionista che arriva dalla fine dell'Ottocento fino al nuovo millennio. A prendere ispirazione dal maestro norvegese furono soprattutto i veneziani. Gli artisti italiani del nord, soprattutto i veneziani, che si abbeverano alle incisioni di Munch, vedono queste incisioni alla Biennale e capiscono questo segno espressionista marcato, molto violento, e lo fanno loro. Un'opera in particolare in mostra pare cogliere più di tutte la lezione del grido di Munch. Forse una delle opere più impressionanti che mi auguro i visitatori apprezzino come l'apprezziamo noi è proprio questa maternità, un urlo che squarcia la tela, uno stranissimo Ennio Finzi, perché un artista che siamo abituati a vedere nell'apice della sua produzione di arte astratta, e invece un Ennio Finzi del 1953, quindi in pieno periodo della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, che fa una maternità così sofferente, così espressionista, che quindi condensa anche tutto l'urlo che soggiace, l'urlo di Munch, che sta sotto come una trama a tutta la mostra. In esposizione tra gli artisti contemporanei si percepisce l'attualità che Munch continua ad avere. La qualità di Munch e la persistenza del suo grido interiore è ancora molto viva. Alcuni temi di inquietudine, di dramma individuale e collettivo sono veramente i temi più attuali. Non solo il tema della guerra, ma anche l'inquietudine interiore, perché penso che una delle emergenze del nostro tempo sia la solitudine o l'isolamento o anche l'idea di trovare il proprio posto nel mondo. E quindi Munch, purtroppo e per fortuna appunto per queste doppie interpretazioni, è veramente molto attuale.